E quindi dove eravamo rimasti? Beh, dopo l'inaugurazione della stagione musicale qui al Teatro Comunale di Monfalcone Marlena Bonezzi, il cartellone Relazioni ha dato il via letteralmente con il botto alla stagione di prosa, aperta dal mitico comico duo di Lopez Solenghi in uno spettacolo di arti varie con musica dal vivo della Jazz Company diretta dal maestro Gabriele Comeglio. Una serata che ci ha fatto sentire tutti a casa, come a casa in una sorta di famiglia allargata. Questo è quello che è successo, ma ora cosa succederà? Adesso io ti do corrente e tu praticamente puoi cantare. Vai, metti un po' più qua, così, vai. Che c'è? Allora? Non so, ho una sensazione particolare. Guarda. Non ti sembra? Io mi sento un po' ridicolo. No, stai da Dio. No, vai. Siamo partiti veramente in modo straordinario il 18 di ottobre con la musica, Richard Galliano con uno spettacolo, un concerto fantastico, andato tutto in sold out. Ora con Massimo Lopez e Tullio Solenghi, tra l'altro tutte e due le serate mi hanno confermato saranno in sold out. Ma perché questo successo? Intanto perché c'è stata una collaborazione straordinaria tra l'amministrazione e i due direttori artistici, Alberto Bevilacqua per l'arte e Simone D'Usagno per la musica. Abbiamo ritagliato sartorialmente quasi un cartellone straordinario pensato per Monfalcone ma anche per tutto quanto il territorio. Sempre di più sono le persone che vengono qui in questo teatro a godere appunto degli spettacoli che abbiamo fatto. E poi l'altro grande valore, perché un cartellone così importante come quello di quest'anno? Perché quest'anno cominciamo nel 24 e sconfiniamo poi nel 25 e il 25 è l'annata della Capitale Europea della Cultura, dove Monfalcone intende avere un ruolo assolutamente determinante nella cultura e in questo caso non solo nel teatro con una stagione straordinaria, ma anche con le grandissime mostre. Abbiamo proprio inaugurato la prima mostra che apre la Capitale Europea della Cultura, che è da Boccioni a Martini, una mostra straordinaria con 50 capolavori degli artisti che hanno avuto dei rapporti o comunque sono stati fonte di ispirazione per il grande poeta Ungaretti. Così intendiamo continuare anche con delle grandissime proposte per tutto il 2025, sempre con un sostantivo che comanda tutto, e cioè quello della qualità. E quindi tra risate, musica e serate in buona compagnia io vi lascio scoprire i prossimi protagonisti e i prossimi appuntamenti sul sito teatromonfalcone.it e continuate a divertirvi insieme a noi.